Qui siamo all'interno dell'anima del teatro. Qua attorno a me ci sono tanti pupi di stile palermitano e possiamo notare come sono diverse l'uno dall'altro. Qui c'è una schiera di pupi, ma là dentro ce ne sono altri. 150 pupi, 150 costruttori. I più antichi sono questi, che sono della prima metà dell'Ottocento. Via via andiamo fine 800, inizi 900, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Questo è il laboratorio del Teatro dei Pupi dei figli d'arte Cuticchio. Invece di tenere i pupi appesi dietro le quinte, abbiamo pensato di esporle e farle vedere al nostro pubblico, ai nostri ospiti. Ci sono i pupi di farsa, tra i primi, più antichi, quelli che abbiamo testimonianze a partire dal Settecento. Poi sul ciclo carolingio abbiamo le donne, i fanciulli, i paggi, sarebbero i personaggi non armati, i paladini di Francia, tutta la corte, ma anche i saraceni, re, principi, condottieri. In alto vediamo alcuni pupi della sperimentazione e siamo circondati dagli esseri fantastici, scheletri, satiri, demoni, draghi, serpenti, sirene. Possiamo vedere la differenza tra i pupi napoletani e i pupi catanesi, quindi 3 scuole, e infine possiamo vedere i pupi che sono nati negli ultimi 40 anni, che noi chiamiamo i pupi della nuova generazione. Buon viaggio. Magno ha sul cimiero l'angelo, ha la barbetta, la corona e il mantello. Dietro di lui c'è sempre Gano di Magonzo con la faccia tagliata e gli occhi storti, sta a indicare che è traditore. Orlando è il primo paladino di Francia, ha la fascia tricolore e lo strabismo di Venere. Gano di Magonza come insegna porta la M, Orlando la croce a quarti. Bradamante è il leone e Rinaldo è il leone, sono della stessa famiglia. Oliviero il sole, Uggero il danese la stella cometa. Bradamante è l'unica guerriera che porta i capelli veri. Le altre donne ce le hanno quasi tutte intagliate sul legno. Le armature sono in alpacca con tutte le borchie in rame e gli arabeschi misti tra rame e ottone, saldati applicati con lo stagno. Ognuno è un personaggio legato ai propri colori. Gli esseri fantastici non possono mancare, serpenti, draghi, draghetti, diavoli, diavolicchi, diavoloni. Durante il ciclo della storia dei paladini di Francia ci sono molti incanti e incantesimi, paladini che finiscono dentro gli incanti, dove si incontrano e si scontrano con tutte queste figure fantastiche ma anche surreali, perché il centauro, mezzo uomo, mezzo cavallo, o il satiro a 3 teste, che ha una testa sulla pancia e un'altra sul naso, fauni, faunetti, diavoli, scheletri, ciclopi. Poi i serpenti e draghi non ne parliamo, ce n'è un'infinità, piccoli, grandi, grandissimi, che buttano fuoco, fumo dalla bocca, l'unicorno, l'orca marina. Tutti questi esseri fantastici sono importanti come l'ippogrifo, altrimenti Astolfo non sarebbe mai potuto arrivare sulla Luna a recuperare il senno di Orlando.